pomeriggio e ben ritrovati alla prima edizione pomeridiana del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con il caso di una donna che da 13 giorni si trova al pronto soccorso di Sciacca ma non riesce ad essere ricoverata nel reparto di medicina generale. La denuncia arriva da Carmelo Pace, capogruppo della DC all'ARS. È una vicenda di ordinaria follia non solo nell'Agrigentino ma anche in altri pronto soccorso della Sicilia. Non è questa la sanità che vogliamo, ha dichiarato Pace. Continuano gli sbarchi a Pozzallo, sono arrivate 147 persone soccorse da 2 motovedette della Guardia Costiera. L'intervento ha evitato che si consumasse un'altra tragedia in mare. Diversi sono stati infatti i casi di ipotermia e collasso che hanno imposto il trasferimento di alcuni soggetti all'ospedale per le cure adeguate e necessarie. Inoltre alcuni migranti hanno riferito che non bevono da giorni. Stop a padrini e madrine per il sacramento del battesimo e della cresima dal 27 novembre, prima domenica dell'Avvento. Anche Agrigento dunque segue la strada tracciata dalle diocesi di Catania e Mazara del Vallo. È quanto stabilito dall'arcivescovo Alessandro Damiano con apposito decreto. Alla base della decisione le tante sollecitazioni da parte dei parroci delle chiese della provincia. E 2 dipendenti del comune di Rossolini sono stati licenziati per assenteismo senza alcun preavviso. La decisione è stata presa dal Consiglio di disciplina dell'ente. Era stato il sindaco di Rossolini a scoprire nel corso di un sopralluogo avvenuto la scorsa estate che 2 dipendenti risultavano presenti ma di fatto erano fuori dal posto di lavoro. Da lì è partita la segnalazione al Consiglio di disciplina che ha aperto un'istruttoria nei confronti dei 2 presunti assenteisti. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.